C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a un nuovo appuntamento con C'entro Anch'io speciale C'era una volta. Siamo all'aperto in questa puntata qui al Museo della Civiltà Contadina di Mairano. Allora, state attenti perché quello che andiamo a presentarvi è un oggetto carino, uno strumento di legno costituito da questo telaio con una ruota dentata, e questa lamellina che toccando contro la ruota dentata produce questo suono caratteristico. Si chiama gri, è il gri. È il gri. E Federica eccolo qua. Questo è qua questo è il gri? come si diverte. Sì, vabbè, si è capito, questo è il gri. Era usato proprio per far casino alle feste piuttosto che in chiesa, quando il giovedì santo. Nel triduo pasquale. Certo che se suonami le campane, se andà in chiesa. 3 giri di gri. 3 giri di gri. Sì, vabbè, avevano già cacciato dalla chiesa, ma l'abbiamo capito. Effettivamente aveva anche questa funzione. È il gri. È il gri Perché riproduce un po', diciamo, anche probabilmente il verso del grillo. Può essere quello? No. Sì, dai. Sì. Prendiamola per buona. Dai, tu sta buona lì, che sentiamo ora come sono andate le cose in centro a Brescia con un altro oggetto. Corso Zanardelli, Luciana, che bella la signora Luciana, sempre sorridente. Sempre. Che Dio la benedica. E Angiolina. Angiolina, sì. Angiolina. Amiche, sorelle. Amiche. A spasso. 60 anni. A fare shopping. Anche. È il minimo. Allora, se io vi mostro questa immagine, questo arnese, tenga in mano Luciana, venga Angiolina, che cos'è secondo voi questo? È una manara. Non litigate? Manara. Questa è una manara, però Sì. noi abbiamo o rut o false. Qual è il termine esatto secondo lei? Rut o false? Per me non l'ho mai sentito. False, perché il rut è lo sporco. In realtà dai nostri studi ci risulta essere un pennato questo, che è un arnese per tagliare legni duri e robusti. Sì. Vedete? Sì. Ecco, con un manico. Il mio uomo taglia la legna con questo. Sì, ancora ce l'ha. Oh, ciao. Sì, Davvero? davvero. Però vedete poi. Venite a casa mia e ve la mostro subito. Ecco, vedete, il manico è in anima di ferro, però poi No, ma è avvolto col cuoio. Ecco. Perché se fosse stato ti con vengono, sarebbero si rompono le mani. Quindi ancora Luciana ancora lo usa. Suo marito, mio marito. Però finché lo usa per tagliare legna va bene così, no? Non ne fa altri usi. Penso di no. Bene. Grazie, simpaticissima. Arrivederci. Ciao. Ehi, e vedi le mie amiche da Borsadol. Che belle scette. Erano amiche tue? Certo, le bionde, le mie amiche. Bisogna che vederlo pure a loro se sono amiche tue, se confermano questa versione. Però sono state simpatiche e brave. E vi presentiamo adesso il Traturi, che non è un trattore piccolo, è un altro giochino che veniva realizzato dai bambini, per i bambini, anche i bambini di una volta, voi magari che ci state guardando, partecipavano alla realizzazione di questo piccolo oggetto perché era molto semplice nella sua costruzione. Sì. Bastava prendere una spoletta del filo, senza filo, quindi che non veniva più utilizzata, di legno, avere a disposizione un elastico e un pezzettino di candela. E un bastoncino, proprio così. Ecco, guardate. Poi si caricava in questa maniera e non sul tagliere generalmente, magari sul pavimento. Si mollava e lui andava a spasso, eccolo là. Camminava. 1, 2, 3 e lui camminava, lei camminava, lui Traturi, lui maschile, e ci si divertiva davvero con poco, e i più ingegnosi ci attaccavano magari anche un piccolo carrettino giocattolo per fare in modo questo deve fare per divertirsi un po' di più. Vabbè, vedete che davvero insomma ci si perdeva via con poco, molto poco, davvero in grande semplicità. Sta ferma questa cosa che potrebbe essere un'arma. Alla prossima qui, ciao. Arrivederci. C'entro anch'io.